Special edition di Io non so di tappo, andiamo nelle Marche, nel cuore della zona classica del Verdicchio dei Castelli di Iesi, con Marotti Campi, produttore concentrato nella lacrima di Morro d'Alba e appunto nel vitigno autoctono bianco, uno tra i più conosciuti della nostra Italia. Parlaci tu di questo territorio. Morro d'Alba rientra, oltre che nella DOC dell'Acrima, da cui prende il nome, l'Acrima di Morro d'Alba, e che è una DOC molto piccola perché incide su Morro d'Alba e 4 comuni limitrofi, rientra pienamente anche nella DOC del Verdicchio classico. È uno dei castelli di Iesi più a mare, quindi noi sicuramente rispetto alle zone più nell'entroterra abbiamo un clima più mediterraneo. I verdicchi si esprimono con pienissime maturazioni, molto ricchi, bisogna curare i tempi di raccolta in maniera abbastanza scrupolosa in modo da portare in cantina, oltre che alla pienezza del frutto, anche una bella eleganza e bevibilità, ed è una zona che devo dire ci regala in maniera costante grandissimi verdicchi in grado di invecchiare molto a lungo. Allora, adesso andiamo a scendere ancora più nel dettaglio del vitigno, questo vitigno verdicchio autoctono proprio delle Marche e uno anche dei bianchi più rinomati, più importanti che abbiamo nella nostra penisola italiana. Descrivere il verdicchio è un po' difficile perché non c'è un verdicchio, in quanto la prima caratteristica che mi viene in mente pensando al verdicchio è proprio la sua duttilità, che vuol dire che può essere interpretato in maniera diversa sia in vigna che in cantina, tanto da avere risultati completamente diversi anche all'interno della stessa zona, addirittura della stessa azienda. Non a caso ne produciamo 4, sono tutti nettamente distinti, sia per tempi vendemmiali. Noi abbiamo una vendemmia tutta manuale, molto lunga, che parte praticamente a Ferragosto e finisce a ottobre, a fine ottobre, quindi ci portiamo in cantina uva e quindi mosti con caratteristiche completamente diverse che poi danno origine a vini completamente diversi. Quindi la descrizione del verdicchio come un tutt'uno è difficile farla. Sicuramente è un bianco di grande versatilità, si presta ad essere un bianco molto importante, di grande longevità e molto anche adatto alla tavola, perché per le sue caratteristiche di non essere bianco aromatico ma bianco di grande sapidità, molto lungo sul finale, richiama veramente gli abbinamenti ai piatti. Quindi sicuramente un bianco vincente, e la zona è una zona che ha un futuro splendente davanti, perché abbiamo una compagine veramente importante di produttori medio-piccoli, artigianali, che stanno esprimendosi veramente bene in maniera costante, perché poi l'importante è anche la costanza, non solo gli exploit, e quindi è una zona che può soltanto crescere. E ora andiamo però a capire di più chi è Marotti Campi. Marotti Campi è l'azienda di famiglia, nasce da una fattoria di metà 800, una fattoria che all'epoca era indirizzata più al grano, che all'epoca all'oro delle Marche, ma i primi vigneti li piantiamo proprio nel 1860, quindi è un'azienda che oramai da diverse generazioni ha dimestichezza con la vigna. È stato mio padre quello che ha piantato il grosso degli ettari attualmente di proprietà, che sono 56, a cui aggiungiamo 16 ettari in affitto per circa 70 ettari gestiti direttamente, quindi una cantina con un impianto di vigneto abbastanza importante a livello di dimensione. Per generazioni abbiamo fatto un po' di vino, come tutte le famiglie della zona facevano per loro e per le persone intorno alla zona, ma la cantina vera e propria l'abbiamo costruita nel 99, sono stato io con mio padre, quindi io sono di fatto la prima generazione di vitivinicoltore, e il marchio Marotti Campi è nato nel 99. È una cantina sicuramente improntata alla territorialità, perché il 99% di ciò che coltiviamo è verdicchio e lacrima di Morro d'Alba, decisamente i due vitigni più rappresentativi della zona. E adesso non ci resta che approfondire però il verdicchio che abbiamo qui, il Salmariano. Allora, Castelli di Iesi, siamo stati uno dei primi a credere moltissimo nella nuova DOCG all'epoca, quando fu lanciato sul mercato in Castelli di Iesi, proprio invertendo il nome per dare un accento su quella che è l'importanza del territorio e la promozione del territorio prima ancora del vitigno. È l'espressione più importante di verdicchio, è una vendemmia leggermente tardiva, vinificata tutto in acciaio, rimane un anno in affinamento in acciaio sulle feci fini, e il 20% del vino lo passiamo in tonno usate, quindi un leggerissimo tocco di legno che non vuole assolutamente essere dominante, ma dare un tocco di eleganza a questo vino che è molto salato e molto, molto lungo. Ecco, descrivicelo proprio nel bicchiere.
Allora, è un naso sicuramente molto elegante, delicato, di fiori, ma anche un tocco di spezie, viene fuori la notte della camomilla, note salmastre, marine, quindi un verdicchio nella sua espressione veramente molto tipologica, e 24 mesi di invecchiamento iniziano a dargli quella note minerali di cui il verdicchio poi si arricchisce in invecchiamento. Al palato è un bianco molto ricco, di grande struttura, proprio perché viene da vigneti affacciati al mare, terre fresche, piene maturazioni, però sicuramente ci teniamo sempre a mantenere una grande eleganza e bevibilità, quindi coniuga potenza ad eleganza. Finale lungo, leggermente mandorlato e di grande salinità, che accomuna un po' i vini che vengono dalla nostra zona, dal nostro territorio. Hai parlato anche appunto di quanto il verdicchio sia ideale come accompagnamento alla tavola. Puoi suggerirci un abbinamento, qualche abbinamento con questo salmariano? Allora, sicuramente piatti a base di pesce, di quelli un po' più grassi, quindi potrebbe essere un codo di rospo, un bel rombo con un bel condimento, laddove c'è un po' di pomodoro, olive, va benissimo, anche primi piatti molto, molto ricchi, ma a carni bianche. Noi nella cucina tradizionale dell'entroterra, che non prevede pesce ma tutti gli animali da cortile, il coniglio è un perfetto abbinamento, la faraona, quindi il verdicchio è veramente versatile sia come espressioni ma anche proprio negli abbinamenti ai piatti. Bene, adesso andiamo però a conoscere meglio il suo tappo. Una scelta particolare è appunto quella del Reserva, tappo della Noma Cork, quindi come mai questa scelta? Allora sì, noi utilizzavamo già i Nomacork su tutte le linee dei vini quelli più giovani, oramai da tantissimi anni, oramai più di 10 anni sicuramente, con soddisfazione, perché comunque trovare in bottiglia quello che tu ci hai messo dentro senza modificazioni, alterazioni, ma anche solo differenze da bottiglia a bottiglia in termini di passaggio dell'ossigeno è molto importante sui vini giovani e ancora più importante sulle riserve. Erano un po' di anni che avevo qualche problemino con i tappi interi di sughero, poi abbiamo sempre usato tappi qualitativi, però purtroppo nulla ti mette a riparo dalle classiche problematiche del sughero, non tanto il sentore di tappo, e quello va bene, viene imputato al tappo e pazienza, ma sono tutte quelle modificazioni che purtroppo il cliente che stappa la bottiglia non riesce ad imputare al tappo, ma che da quello dipendono. E quindi quando Nomacork è uscito con un tappo riserva dedicato appunto ai vini più importanti, e l'abbiamo subito introdotto con il nostro Salmariano, la nostra riserva di verdicchio. A distanza di 3 anni ormai, degustando le stesse bottiglie tappata con le 2 tappature, siamo sicuramente convinti di questa strada. Ci vorrà un po' di tempo per sperimentarlo con invecchiamenti più lunghi, ma ecco, per adesso non si torna indietro, quindi siamo contenti. Benissimo, grazie Lorenzo e